a battere le grandi, ci sei riuscito, adesso manca l'ultima, la più grande, che l'obiettivo l'ha portato a casa, ma non si vorrà sicuramente fermare. Amici di Lo Calcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Nino Caltagirone di Mussomeli, provincia di Caltanissetta. Mussomeli Aspra, 20ª giornata di prima categoria siciliana, girone B. Il pallone levato via da Calabria, viene recuperato per un nuovo cross, puntato da Mancuso, pallone in mezzo, la sponda, attenzione a Matteo Belfiore, il pallone entra e c'è il vantaggio del Mussomeli con Matteo Belfiore, il 7° gol in campionato del Bomber, 1-0. Mancuso, pallone alzato in direzione Matteo Belfiore del tiro e la parata di D'Amore, pallone messo in avanti da Palumbo. Direzione Mancuso, Amato spazza su Mancuso, angola con D'Amore, pallone in mezzo, Lococo sinistro, il pareggio dell'Aspra con Gaetano Lococo che mette tutto in equilibrio, 1-1, il 14° in stagione. Tanta proposta in mezzo al campo, pallone che gira sul secondo, il colpo di testa di Matteo Belfiore, poi Giglio, oltre la traversa, occasione Aspra. A rincorrere il pallone Matteo Belfiore, lo mette dietro da Kevin Catania, Ruben Catania, pallone girato in fascia, Jeremy Ingoia prova a puntare verso l'area di rigore, il pallone attraversa tutto lo specchio, il destro anticipato, stava andando a calciare Mussomeli, altro sinistro da fuori, D'Amore non perfetto, attenzione a Matteo Belfiore, D'Amore, il calcio d'angolo, l'occasione, Paolo D'Amico. Gioca in fascia per l'avanzata di Giovanni D'Amico con la suola, allarga da Giovenco, cross in mezzo a cercare Giglio, colpo di testa sul fondo, Daniele Spoto, largo, il tocco di prima di Mongiovi, è un regalo per Palazzo, pallone in profondità, Giglio contropiede, prova a recuperare in stretta, Giglio esce Cicero, Giglio, il tocco sotto è vincente per il gol del 2-1, la capolista torna a fare la capolista. Contropiede subito dal Mussomeli, pallone in mezzo, D'Amore con il colpo di testa tentato da Palumbo che non è arrivato, passaggio a vuoto di Amato, allora va Mongiovi supera i mesi con il passaggio verso Kevin Catania, il tocco di Matteo Belfiore, traversa addirittura nonostante il tocco di D'Amore. C'è il triplice fischio, l'Aspra batte anche il Mussomeli per 2-1.